Buongiorno mister Buongiorno. Riccardo Allegretti, vigilia della 14ª giornata di campionato. Domani in casa, nell'anticipo di questa giornata, arriva il Ciliberga Calcio. Abbiamo detto nella scorsa conferenza stampa, la tua squadra è alla ricerca della continuità e dopo l'ottimo pareggio, forse un po' stretto contro il Vigasio, continuerete a farlo anche domani. Sì, la volontà è quella, giochiamo in casa, una gara non facile come tutte, però dobbiamo assolutamente scendere in campo con la volontà di vincere e dare continuità a questi risultati. E questo filotto di partite serve anche per, oltre a dare fiducia al gruppo e al lavoro che stai facendo insieme ai ragazzi, anche per cercare di rosicchiare, no, punti alle squadre che sono lì, come il Ciliverga, un punto sopra al Chievo, ma ancora in questa fase basta poco per poi risollevarsi. Sì, chiaro, sfruttando lo scontro diretto si ha la possibilità di superare chiaramente la squadra che si incontra, di fare dei balzi in avanti anche in base agli scontri che ci sono delle altre squadre, quindi la volontà di tirarci fuori intanto da una zona che secondo me non meritiamo. E questo processo passa attraverso il grande impegno, la volontà, la determinazione, tutte le cose che servono per fare risultato. Che partite aspetti? Domani Ciliberga arriva sì una sconfitta 3-0 contro la Varesina, ma solo un mese fa, a ottobre, aveva inflitto una sconfitta alla Pro Palazzolo, sempre per 3-0, quindi una squadra sicuramente da non sottovalutare. No, da sottovalutare no, molto dipende da quello che facciamo noi. Cioè, il nostro cammino, perlomeno da quando sono arrivato, ha dimostrato che se non affrontiamo le partite nella maniera giusta possiamo soffrire con chiunque. Viceversa possiamo fare delle ottime prestazioni come sono state fatte contro la Pro Sesto, contro il Desenzano e altre partite dove vuol dire abbiamo fatto bene, non ultima quella di domenica, quindi io sono molto concentrato nel cercare di guardare la nostra prestazione, sapendo che abbiamo di fronte una squadra che è vero che arriva a dare risultati non positivi, ma è una squadra che gioca a calcio, prova sempre a giocare, ha delle qualità importanti e quindi dovremo prestare la giusta attenzione. Venendo ai tuoi, anche in queste ultime uscite, stai trovando più certezze nell'11 iniziale, in determinati elementi che vanno un po' poi a consolidare il gruppo, inserendo poi naturalmente a partita in corso giocatori che ti possono dare quel cambio durante la gara. Sì, sicuramente sì, è chiaro che la ricerca è quella di un'identità di squadra, a prescindere dagli interpreti. Ogni volta ho l'imbarazzo della scelta e puntualmente ogni partita sbaglio nei confronti di quelli che stanno fuori. Perciò l'importante è che ci sia uno spirito positivo, chiaramente chi si trova a giocare meno non è contento, ma questo fa parte del gioco e io sono in questo caso responsabile in quanto devo fare le scelte. L'importante secondo me è che ci sia un'armonia giusta e che quando poi capita l'occasione di giocare da parte di quelli che sono stati fuori diano il massimo esattamente come quelli che giocano. Grazie mister.